Stagione 22-23, è l'inizio della Serie A1 femminile qui al Pala Farfalle. Benvenuti da Marco Muccia per pallamano Cellini Padova contro Teramo. Risco, finta, prova ad andare il tiro, anzi no, palla dietro per Pellari, intelligente, palla deviata, può andare in contropiede adesso Padova. Ivana Giogap, che parte titolare oggi. Meneghini ha tanto spazio, Meneghini col mancino! Il primo gol della stagione padovana, firmata Giorgia Meneghini. Per le prossime partite, è la prima della stagione questa. Pallarie, prova subito, pallorete. Giorgia Meneghini. Prela, Vanessa, prova anche lei a tirare, fa bene. Può rimettere il gioco così, Vanessa gioca, poi toccata, palla sul palo. Palla ancora per Giorgia Meneghini, prova il secondo tempo, che parata di piede. Franceschini. Di Padova, sta diventando una partita molto tattica. Grande incursione, poi conclusione sotto le gambe della sinistra di Teramo, molto bene. Scambio nelle due classi 2005. Buona palla verso Berlingarrua, poi Carel. Finta dietro, c'è Passio, ma Carel trova lo spazio. Vedremo cosa riuscirà a fare. Buona palla dell'ala verso Pallarie, ancora un grande intervento di Martina Brocca. Ci arriva bene senza commettere grossi errori, senza andare a rischiare molto. Ivana Giogap! Dopo ci sarà il secondo finale, 30-30. Però questo è il momento per ricucire lo strappo. Occhio a Berlingarua, buona palla verso la sorella Serena che di forza riesce a penetrare. Ricordiamo che poi a Padova manca anche l'ingresso poi delle centrali. Attenzione Serena, prova il varco verso Vanessa Giogap, gran controllo. Ancora una volta scattante in avanti, altro gol di Padova. Bisogna farlo di più, ancora di più. Canzio, Serena Ingherrua, gran finta, conclusione ancora Franceschini. Nella top 10 dei marcatori del campionato, come Beverly, che la vediamo ancora adesso. Salta col destro dopo un passo, dopo il contatto e la mette. La palla, non l'avevo visto neanch'io. Probabilmente voi da casa sì, buona palla stavolta di Serena per Fatima Rubi che con dolcezza la mette bene. Attenzione, l'occasione di guadagnarsi un rigore ci sta tutta adesso per Teramo, si può provare e bene questa conclusione di Baldassarre. Non è fermo, poi si chiude lì, non c'è ultimazione, non c'è niente. Ivana Giogap, conclusione, palo! Ma era bellissimo il tiro. Forse ha lasciato l'opportunità a Teramo di accorciare. Vedremo, prova a farlo Vanessa, è stata saltata, palla verso l'ala, c'è spazio per tirare, 5 secondi, conclusione! Olga Lanfredi, forse chiude qui il primo tempo, è così. 18-12. Terzini con questi passaggi, cercare di dare il tempo ai pivot di fare i movimenti, prova Crese, bene sul primo palo. 25. Baldassarre prova, Martina Brock c'è. Prela cerca spazio, non c'è. Le due ali sono lì insieme, c'è già Passivo. Carel deve tirare. Prova la conclusione forzatissima, ma va dentro. Sta accelerando, Crese ha tanto spazio, buona palla verso l'ala ma manca il controllo, conclusione, parata Martina Brock. Che adesso in attacco più che il pivot sta facendo il terzino, che eleganza. Eleganza, potenza, un baricentro bassissimo. È sicuramente di gran prospettiva. Berlingarua, bella palla verso Prella sull'ala e conclusioni in rete. In questo modo, e c'è già Passivo però. Pallarie, parata in discesa di prima sull'altro palo, brutto controllo qui e può andare Vanessa Giogap, tutta sola Vanessa Giogap. Non è impossibile, vedremo come reagirà Padova e se Giorgia Meneghini recupera palla così ne vedremo ancora delle belle. Ancora Giorgia prova a rientrare, grande incursione, era in mezzo a tre, solida, non parate impossibili, ma anche qui ribaltamento di fronte. Teramo prova a riandare, palla verso Crese, c'è tanto spazio, prova, conclusione, gol. È entrata Galletti. Attenzione alla conclusione, difficile questa conclusione, è riuscito a sbagliarsi. Buona parata di Martina Brock, si va già dall'altra parte, gran finta di Fatima Rubi, conclusione sul primo palo. La difesa della Cellini c'è, buona incursione, palla dall'altra parte, conclusione, pulito. Nel finale cosa costruisce? Palla larga, di Prisco a spazio, finta, buona la finta, conclusione dentro. Vuole tirare per impedire l'avversario dell'ultimo, conclusione, palla parata da Martina Brock, ma mancano 5 secondi, si può provare il tiro, la palla rimane incastrata sulla rete. Vediamo se proverà Prela, palla verso Serena Ingherrua, conclusione, parata e finisce qui. 38-25, Padova dilaga al Pala Farfalle.